pare che il test abbia espressamente riferito pochi minuti fa che la Teste non sapeva nulla dell'indagine. Sì, allora? Quindi è in qualche La mia modo... domanda era diversa. È che infatti volevo capire il senso della domanda, perché quando lei ha chiesto la precisazione, io non mi sono opposto prima perché ho capito... Ma lei deve capire il senso delle risposte, non delle domande. Quello che devo fare non me lo insegna lei, dovrebbe avvocato. capire il senso della domanda e il senso della risposta. Va bene, comunque. Prendere lezioni da lei mi sembra una cosa inopportuna. Va bene, avvocato. Grazie. Quale altra domanda vuole Con fare? riferimento alla conoscenza della famiglia Olzai, lei ci può dire quanto tempo durò il rapporto con la signora Olzai ed eventualmente con altri suoi familiari? Lei si riferisce quando la conobbi, cioè alla vicenda del fratello? Esattamente. Fu lei che si rivolse a lei personalmente? Fu la signora Olzai che si rivolse a lei? Fu lei e il marito. Insieme al marito. Insieme al marito. Si rivolsero a me, durò esattamente il tempo dell'istruttoria giornalistica sul... Ecco, ce lo può quantificare il numero di incontri, diciamo, almeno? Guardi, saranno stati all'epoca 3 incontri, non di più, e sempre aggiornati. Senta, lei prima ha parlato di una frattura che si era creata all'interno del nucleo familiare. Ci può specificare meglio quale fu il motivo di questa frattura? Io posso riferire quello che mi è stato riferito dalla Olzai, nel senso non lo so per conoscenza diretta se non per il racconto della Olzai, nel senso che non conosco nessuno dei familiari della Olzai che vivono in Sardegna. Lei mi disse che quando lei pronunciò l'appello, diciamo, in cui si dissociava dai fratelli, questa cosa provocò una frattura nei suoi rapporti con la famiglia d'origine. Perché questo rompeva diciamo, una cultura di omertà e comunque una cultura che vieta in certe occasioni al familiare di pronunciarsi contro. Ricorda che se glielo disse la signora Olzai in particolare questa frattura con chi era? Con il padre? Con altri fratelli? No, non ricordo sicuramente che però appunto lei mi disse io da allora con la mia famiglia ho rotto. Ecco, certamente non aveva rotto con il fratello detenuto, mi pare di aver capito. È così? No, assolutamente, ma il fratello detenuto, poveretto, io adesso ricordo, vado a ricordo le perizie mediche del fratello, fu uno dei motivi peraltro per cui il giornale se ne occupò. Il fratello detenuto era in una condizione quasi di vegetale, cioè era un uomo che era, se non credo, capace di parlare e di ricordare, per cui... Quando vi siete rincontrati per l'intervista e per tutto quello che circonda questo episodio, si parlò di nuovo della vicenda della sua famiglia? Lei si informò del fratello? No, lei mi disse semplicemente, se ne parlò nella misura in cui dicevo prima, cioè era le eventuali e possibili ripercussioni della sua scelta di testimoniare, se ne parlò in questi termini, cioè se questa cosa in qualche modo poteva ripercuotersi negativamente sulla sorte del fratello. Lei ha conoscenza del fatto se all'epoca del vostro primo incontro, della vostra conoscenza, la signora Olzai visitasse il fratello detenuto? Questo non lo ricordo, però non lo escludo, non lo ricordo ma non lo escludo. Nessun'altra domanda. Mi scusi, lei lavora ancora per il Manifesto? No, lavoro per il Corriere della Sera. Grazie difensore. Se lo visitava in carcere. Io vorrei un chiarimento da lei, signor dottor Bonetti. Quando iniziò l'intervista? Quanto durò? Iniziò il pomeriggio, la mattina? No, iniziò il pomeriggio. Iniziò il pomeriggio, saranno state, credo le 3:30. E terminò? Terminò intorno, credo, alle 17, perché poi facciamo l'intervista, poi lei parlò a lungo con il mio direttore dell'epoca, che era Valentino Parlato, perché ovviamente la decisione se pubblicare o meno l'intervista in che forma... parlò anche con Valentino Parlato? Parlò anche con Valentino Parlato. Dopo il colloquio con lei?
Sì, no, ebbe il colloquio con me, anzi abbiamo prima un colloquio tutti insieme, poi facemmo l'intervista e poi finita l'intervista chiamammo insomma la questura e arrivò la Ecco, allora il colloquio, l'intervista avvenne nel pomeriggio. Nel pomeriggio del giorno? Io se non ricordo male, adesso non ricordo se l'intervista è uscita il 10 luglio sul giornale o il 9 luglio, cioè il giorno prima della pubblicazione. Quindi poi successivamente lei si è dedicato alla stesura dell'articolo? No, io l'intervista la scrissi diciamo di fronte a lei, nel senso lei era seduta di fronte a me. Immediatamente? Immediatamente. E il giorno dopo perché il giorno dopo fu pubblicato sul giornale? Esattamente. Ci fu per caso una registrazione del colloquio? No, non ci fu la registrazione del colloquio, lei rilesse il testo dell'intervista, man mano che io la scrivevo la rilesse da capo a fondo e dopodiché appunto andammo in procura e lì rimasi fino a sera tarda, anche perché non avrei avuto materialmente il tempo. Quindi l'8 e il 9 luglio lei incontra la Olzai, fa l'intervista, poi il giorno dopo viene pubblicato l'articolo intervista. Da quanto tempo non vedeva la Olzai? Non la vedevo da parecchio tempo, non la vedevo esattamente appunto dall'ultima volta, diciamo da poche settimane dopo, forse qualcosa di più, poche settimane dopo, la nostra occasione di conoscenza, cioè la questione del fratello, dopo che uscì, ricordo la pagina sul manifesto, sulla vicenda del fratello, ci fu poi il pronunciamento, se non ricordo male, il tribunale, giudice di esame, il tribunale di sorveglianza, giudice di sorveglianza, venne sospesa la pena. E quindi da quel momento lei non vedeva più non l'avevo mai più rivista, tanto è vero che poi dissi di venire al giornale perché io non sapevo come rintracciare né lei né suo marito. Dopo l'intervista, dopo la pubblicazione, dopo l'escursione della testa sua da parte del pubblico ministero, lei ha avuto modo di rivedere la Olzai? No, io ho rivisto la Olzai, del caso, dopo questa vicenda mi sono rioccupato, l'ho riscritto credo una o due volte. L'ha vista la Olzai? E l'ho vista una volta. E cosa le disse, si ricorda? No, guardi, la vidi che nelle more del mio trasferimento, perché ci vedemmo, io le dissi che lasciavo Roma perché ero passato, cambiavo giornale e quindi ci vedemmo per salutarci. Soltanto per un saluto? Sì, assolutamente. Non avvenne non accadde nessun elemento nuovo, utile ai fini della valutazione dei fatti? Cioè che io ricordi, no, ripeto, la vidi di persona una volta, mi è capitato di sentirla per telefono qualche volta ma per scambiarsi come stai, come non stai. Anche perché io volutamente, ho sempre evitato e non ho più chiesto, delle sue vicende processuali. Ci sono altre domande? Una sola, Presidente, a chiarimento. Quindi, se ho ben capito, mi corregga se sbaglio, sia Olzai che lei poi parlaste dell'intervista al direttore dall'epoca del manifesto? Sì, come no, certo, anche perché c'era la decisione se pubblicare o meno. Io, Presidente, la pubblica accusa, Presidente, ai sensi dell'articolo 195 del Codice di procedura penale, chiede che venga sentito il direttore del manifesto all'epoca dei fatti, oggi nominato Valentino Parlato, esatto, Presidente. Oggi chi è il direttore? Sempre lui? No, oggi il direttore è Riccardo Barenghi. Valentino Parlato ha una funzione nel giornale Il Manifesto? Sì, editorialista, insomma, e di fatto resta il fondatore del giornale, quindi Voglio dire, il suo recapito è presso Il Manifesto? Sì. Questo volevamo sapere. Chiedo scusa Presidente, parte civile, vorremmo, naturalmente noi ci associamo in linea di principio, però vorremmo sapere su che cosa questo testimone di risulta, come si dice, dovrebbe deporre. Sì. Se a conferma dell'intervista, delle modalità di svolgimento o di che altro, per delimitare il campo, come si dice, della testimonianza. Certo, esatto, infatti il pubblico ministero dovrebbe precisare qual è il capitolato di prova. Il capitolato di prova, Presidente, è sul loro giudizio di attendibilità che avevano dato alla testa per poi... il giudizio di attendibilità non lo possiamo chiedere al teste, noi possiamo chiedere al teste fatti. Esatto, e sul contenuto del racconto che la Teste ha fatto a sua volta anche al direttore, Allora, cioè le stesse cose che ha detto. Sulle dichiarazioni rese dalla Olzai, esatto. Non tanto a lui perché per lui abbiamo già provveduto, ma a Valentino Parlato. Esatto.
I signori avvocati cosa hanno da dire in proposito? Ma sulla sostanza della questione ci rimettiamo alla Corte, è che non ci sembra corretto il riferimento all'articolo 195. Non mi pare Fa che il sia... nome di Valentino Ma Parlato? non come testimone del relato, non come fatti appresi. Valentino Parlato questi fatti li avrebbe appresi in maniera diretta tanto quanto li ha presi Bonini, Sì, così è mi vero, pare. è 493, Allora che- vedrà la Corte come valutare Certo. questa prova. Certo. Sì, effettivamente non è tanto l'articolo 195 quanto l'articolo 493 quello che lei invoca, pubblico ministero. 493 è ammessa l'acquisizione, comma 3, è ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente, perché non Esatto, sapeva è nulla in proposito. È giusta la correzione fatta dall'avvocato Petrelli. Vabbè, cosa facciamo? Ci riserviamo? Ci riserviamo sul punto, poi decidiamo. La Corte su tale richiesta del pubblico ministero si riserva in prosieguo. Può andare, grazie. L'altro testimone, l'ultimo. Dramis Paolo Antonio. Per quello che riguarda l'accusa 12 secondi. Per il resto naturalmente non lo so. No. Siccome, Presidente, ipotizzo che siccome anche la posizione di Dramis, così come quella del test Editta già sentito a suo tempo, si riverbera sulla questione orario, ipotizzo, naturalmente può anche non essere così, che da parte delle difese degli imputati ci sia un attardarsi nelle domande. Come crede? Io non ne fumo più, mi sono tolto il vizio. Che sta da fare? Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, come si chiama? Dramis Paolo, È nato, a Roma, 27 novembre 69, residenza a Roma, via Tuscia 29, esercita un lavoro, studente. studente. All'università? Sì. Pubblico ministero? Signor Dramis, lei è all'università a quale facoltà? Scienze politiche. Il giorno 9 di maggio del 97, lei era all'università? Sì. Si ricorda dove? Dunque, stavo andando verso l'edificio università l'ingresso di statistica, da cui si entra anche a scienze politiche. Sì. Avevo appena finito di attraversare il viale, perché praticamente Il viale principale intende il lei? viale principale, sì. Stavo attraversando il viale dove passava Marta Russo praticamente. Dove? Dove stava camminando Marta Russo? Lei questo in quel momento ancora non lo sapeva? No, non lo immagino. sapevo. Avevo appena finito di attraversare, quindi stavo per entrare dentro l'edificio, quando mi sono voltato, che ho sentito il rumore praticamente del tonfo, mi sono girato e ho visto... Mi scusi un attimo, che rumore di tonfo di che genere, se lo può precisare? Non ricordo arma da fuoco, ecco questo. Cioè non ricorda se quel rumore era un rumore di Sì. uno sparo? Sì. Comunque fu un rumore particolare, diciamo, nel senso per aver attirato la sua attenzione. Ma sì, diciamo che io poi ero distratto in quel momento, quindi sono stato attirato dall'attenzione della mia amica con cui stavo camminando e quindi mi sono girato, insomma, insieme a lei. Perché è stata la sua amica che ha attirato la sua attenzione su questo rumore? Sì, il rumore più la mia amica, insomma, che si è girata di colpo, probabilmente da solo, me se ne è accorto ancora dopo, insomma. Lei ricorda se nel momento in cui stavate facendo questo cammino, lei e la sua collega,
nel viale, nelle strade lì dell'università c'erano altri ragazzi, c'erano altri rumori, c'erano... No, ricordo del passaggio della macchina del professor Marongiu, mi sembra, Sì. e a cui ho appunto dato la precedenza, mi ho fatto passare, ma non... Sì, c'era qualcun altro, ma adesso non mi ricordo. Cioè Comunque non era deserta l'università in quel momento. No, non era deserta, però non era neanche piena, c'erano poche... Sì. E quindi in quel momento, cioè una frazione di secondo prima, quello che ho potuto capire, passava questa macchina con il motore in moto, sì. voi vi doveste scostare per darle il passo. Sì, le ho dato il passo, quindi quando mi sono poi girato ho visto la macchina di questo professore che sarà stato 5-10 metri dopo praticamente che si è fermata e è sceso, insomma. Quindi... Questo succedeva in questo vialetto? Sì, diciamo in questo così. vialetto, esatto. Quindi lei vede questa, sente ovviamente, non nel senso che ci dà attenzione, il rumore della macchina del professor Marongiu, e subito dopo invece l'attenzione sua e quella della sua collega è attratta da un altro tipo di rumore particolare, tanto da attrarre la vostra attenzione. Sì. E quindi avete guardato, mi diceva lei, verso Verso il luogo da cui proviene il rumore, cioè verso il vialetto. Sì. Vedendo cosa? Vedendo, l'attenzione è ricaduta sulla ragazza che stava a terra. C'era qualcuno vicino? No, l'attenzione stava lì, sì, mi sembra, sentivo altre presenze, comunque la persona su cui ho focalizzato l'attenzione è la ragazza, insomma. Ricorda questo fatto verso che ora successe come orario? 11:30, almeno 11. Cioè io, diciamo questo, ho visto la scena, mi sono detto verso la ragazza e poi ho chiamato il 118. Lei Però adesso non so dire con precisione fosse 11:35, 11:50, 11:45, non me lo ricordo più. Lei fu interrogato dalla polizia, dalla squadra mobile il giorno dopo? Il giorno dopo, sì, mi presentai a questura. In quell'occasione lei disse che questo vostro passaggio nel viale principale, eccetera, si verificava alle 11:35. Sì, più o meno sì. Quindi successivamente, cioè dopo esservi avvicinati a questa ragazza, lei ha utilizzato il suo telefono portatile per chiamare? Sì. Il numero del suo telefono portatile è tuttora lo stesso, cioè Sì. lo 0338 6742 558? Sì. Da questo suo telefono portatile chiamò chi? Chiamai il 118. Direttamente il 118? Sì. Come prima? No, ho chiamato il 113 prima, mi sembra. Sì. E poi ho chiamato il 118 dopo, perché su indicazione del 113 mi hanno iniziato a chiamare il 118. Cioè lei parlò con un operatore del 113, il quale disse di chiamare invece il 118, o, se se lo ricorda naturalmente, o fu l'operatore del 113 che le passò, la inserì in linea con il 118? Se se lo ricorda, non è fondamentale. Non me lo ricordo questo. Dal momento in cui lei e la sua collega vi avvicinaste a questa ragazza, al momento in cui lei chiamò appunto il 113, così orientativamente ricorda quanto tempo potrebbe essere passato? Orientativamente il tempo materiale di percorrere 50 metri, rendersi conto della situazione e chiamare un minuto e mezzo, ma è tanto pure come tempo, insomma, un minuto e mezzo, 2 minuti, ma è tanto pure perché in effetti percorrere 50 metri di strada, vedere cosa è successo, comunque io non devo dire questo, non avevo assolutamente realizzato di quanto poteva, per me si era sentita male la ragazza, era caduta male insieme ad uno svenimento, all'inizio non mi sono reso conto di niente. Comunque ho immediatamente chiamato l'ambulanza, cioè la prima cosa che uno fa è questo, quindi non è che mi sono stato a pensare più tanto, ho preso e ho chiamato, quindi minuto e mezzo, o può essere anche meno, insomma, poi il tempo di vedere e chiamare, insomma. Lei ipotizzò che potesse essere stata investita da quella macchina del professor Marongiu? No, io avevo ipotizzato all'inizio che potesse essere, quando ho saputo poi dal telegiornale, ho seguito la cosa, io pensavo che potesse essere diretto contro il professore stesso, insomma, cioè è normale. Ma in quel momento lei pensò a un malore della ragazza? Sì, sul momento sì. Poi dopo che lei chiamò il 113, come appunto il 118, vi siete trattenuti, lei e la sua collega sul posto? Sì. Vi siete trattenuti per quanto tempo?
forse, anche meno. Cioè avete atteso che arrivasse l'ambulanza? Sì, io ricordo l'arrivo dell'ambulanza e ricordo l'arrivo della polizia, quindi la dico, sarà stato 40 minuti, un'ora. Insomma. Grazie, non ho altre domande, Presidente. La difesa Scattoni. Signor Dramis, ci può dire con quali modalità avvenne la sua identificazione da parte della polizia? No, mi sono presentato io spontaneamente alla questura. Senta, lei ha visto altre macchine presenti sul luogo oltre a quella alla quale ha fatto riferimento del professor Maroni? No. Prima che arrivasse l'autoambulanza sono sopraggiunte altre autovetture? No. Altre autovetture sono state parcheggiate su quella strada? No. Senta, lei ha detto di aver sentito un rumore mentre transitava davanti al vialetto. Può darci una descrizione del rumore che ha sentito? Il rumore, ripeto, non ero attento alla situazione, pensavo, tra l'altro stavo conversando con un'altra persona, quindi era un rumore sordo, ma io l'ho attribuito alla caduta della persona, tant'è che non ho pensato assolutamente a uno sparo, niente di tutto questo, perché pensavo che si fosse sentita male all'improvviso. Poi dopo è stato col tempo che si è visto le scene, insomma, quindi ho realizzato successivamente. Insomma. Lei dà questa descrizione nel suo verbale di interrogatorio del 10 di maggio di aver sentito come una borsa o un corpo che cade in terra. Sì, confermo. Quindi non c'è contrasto tra quello che io l'ho letto e quello che è il contenuto della sua memoria. Sì. Senta, lei ha sentito altre volte rumori di arma da fuoco? Ha esperienza di rumori simili? No, non ha sentito altre volte, ha sentito. Perché ha detto In altre che- occasioni? Sì, non cioè, in altre occasioni. Se ha sentito rumori Se ha provocati esperienza da armi diretta da di fuoco. rumore di arma da fuoco? ma direttamente no, comunque insomma l'immaginario collettivo dell'arma da fuoco la riesco a riconoscere, insomma, cioè, sento. Vuol dire che lei personalmente non ne ha mai esploso? Io non le posso chiedere se lei oggi immagina o ipotizza qualche cosa in relazione a quel fatto. Le posso, credo, chiedere se all'epoca ipotizzò che il colpo fosse stato sparato nei confronti di qualcuno quando sei C'è opposizione A parte il fatto che ha già riferito sull'argomento, adesso noi riponiamo una domanda che richiede una valutazione, la quale peraltro è già stata espressa, quindi inutile ripetere la domanda. Non la ripeto, Presidente. Non ho altre domande. Una soltanto, chiedo scusa. Lei nell'immediatezza del fatto ha avuto occasione di rivolgere il suo sguardo verso le finestre dei palazzi adiacenti? No. Lei ha avuto l'impressione che il rumore che ha ascoltato provenisse da una parte alta o bassa, o comunque ci dice da dove ha avuto l'impressione che provenisse il rumore? No, non ho avuto una particolare impressione, ripeto, insomma, sentivo questo rumore ma ero completamente distratto, quindi stavo parlando con un'altra persona, quindi ho detto anche prima che la mia collega universitaria che ha richiamato l'attenzione insieme al rumore, ma non è stato un colpo in Ecco, particolare. io le contesto che lei nell'interrogatorio, che già le ho parzialmente letto, del 10 maggio del 97, ebbe a riferire che il rumore che aveva udito proveniva dall'altezza del piano stradale. Sì. Questo lo può confermare? Sì. Grazie. La difesa Ferraro, se vuol fare domande. Rinunzia all'esame e ci riserviamo il controesame. Parte civili? Nessuna domanda? Gli altri difensori? Nessuna domanda? Allora inizi il controesame? Nessuna. Allora, non è detto. Bisogna sempre sperare. La sua amica o collega come si chiamava? Come si chiama? Cesarino Iolanda. Risulta in qualche lista? Sì, è ammessa, Presidente. Quando aveva sentito questo rumore, a che distanza si trovava dalla ragazza, da Marta?
50 metri, può essere. Una cinquantina di metri. Non ho mai verificato la distanza, però da 50 metri a meno, non credo di più comunque. Camminavate nella stessa direzione di marcia? No, io non so in che direzione, cioè non sapevo al momento in che direzione di marcia camminavo. E lei veniva comunque, l'ha già detto, però vogliamo ripeterlo così? No, dunque io provenivo non dal vialetto, io stavo attraversando il Dal vialetto. sottopassaggio? No, dalla parte opposta. Dalla parte opposta. C'è quel viale grande che attraversa tutta quanta la città universitaria e io stavo percorrendo quello per dirigermi verso l'ingresso della facoltà di statistica, quindi ho attraversato il vialetto. Quando lei vede Marta caduta a terra, si avvicina Sì. a lei? Si avvicinò fino a quando? Fino a quanti metri? No, fino a starci vicinissimo proprio. Quando telefonò al 118, lo fece di sua iniziativa o su richiesta di qualcuno? No, su mia iniziativa. Dunque abbiamo visto, si è sentito male. Io adesso mi sto ricordando dunque che si disse la ragazza si sta male, si è sentita male, ma che è successo? Per dire 2 o 3 cose, ma il giro un minuto e mezzo ho chiamato. Perché sentivo, ho vista per terra, ho chiamato subito. Non ho ancora, la cosa non ha ben capito se telefonò al 113 e poi al 118, se il 113... Presidente, la pubblica accusa si riservava infatti di esibire all'esito dell'escursione del test i tabulati relativi alle chiamate fatte dal... E possiamo fare anche la domanda però, perché dai tabulati cosa risulta? Risultano... Faccia lei la domanda allora al test. Sì. Allora, signor Dramis, dai tabulati relativi all'utenza 033867425558, che è quella del suo portatile, anche attuale del suo portatile, risulta una prima chiamata al 113 alle 11:43 e 32 secondi, una seconda chiamata al 113 alle 11:48 e 35 secondi, una terza chiamata, questa volta al 118, alle 11:54 e 1 secondo. Lei ricorda la sequenza di queste chiamate? Quindi 2 telefonate secondo il 2 tabulato telefonate al 113 e una al e la terza 118. al 118. Si ricorda qualcosa in proposito? Dunque sì, ricordo che la prima telefonata è stata immediata, poi ho aspettato, io pensando che venissero dal Policlinico, pensavo che venissero in 2-3 minuti, 4 minuti, invece dopo, quanto è passato, 5-6 minuti, non erano ancora arrivati, allora ho sollecitato, Perfetto, benissimo. e poi adesso questo non ricordo perché poi ho chiamato il 118, può essere Comunque che... ho parlato con il 118 lei. 113. No, col 113 ho parlato. 113 e poi col 118 non ha parlato? E poi non mi ricordo se direttamente mi hanno detto di chiamare direttamente al 118 anziché insistere con questa procedura 110-118. Allora ho chiamato il 118, ma sarà passato già parecchio tempo, per cui avevo 16 minuti non si vedeva niente, quindi Voglio dire, ha parlato con la persona addetta al 118? mi sembra di sì. Questo è il punto. Sì, Va bene. Presidente, la sequenza delle chiamate e la trascrizione delle stesse risultano da quell'esibizione fatta una volta precedente. Certamente, questo agli atti. tabulato è una copia. Questo è il tabulato completo di tutte le telefonate che si sono verificate da portatili a portatili No, quel voglio giorno, dire- ed è sì. una copia di quello già esibito. Voi avete la registrazione delle telefonate sul 118. Quindi lei lo vuole produrre soltanto per Esatto. agevolare La ricerca da parte vostra, che noi esibiamo anche... dei difensori. Noi esibiamo anche l'intero tabulato di tutte le chiamate nelle celle nel senso quelle atmosferiche, che si sono verificate in quel giorno. Sì, Da intanto- questo aspetta un momento. volume abbiamo, per comodità della Corte, un secondo, per quanto riguarda questo tabulato, nulla questo da parte di tutti e quindi viene acquisito anche perché già fa parte. Esatto. Per quanto riguarda l'altra documentazione, lei chiede che venga acquisita? noi la esibiamo, Lei sì, però cioè dobbiamo prima mettere... certifica l'intera ricerca fatta dalla Procura e dalla Polizia Giudiziaria su tutte le chiamate che si sono verificate quel giorno da portatili. Però questa documentazione deve essere prima messa a disposizione degli Esatto, avvocati. sta qui, Presidente. Siete già in grado di dare il vostro parere, signori La avvocati? parte civile ne evidenzia la pertinenza e la rilevanza e si associa. Gli altri difensori? Lei può andare, perché mi sembra che abbiamo finito. Presidente, Aspetta.
L'ultima richiesta di esibizione da parte dell'accusa, Presidente, è quella della certificazione della documentazione risultante dalla direzione del 113, da quella della Croce Rossa Italiana e da quella del 112, cioè sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, da cui risultano ovviamente gli stessi orari di chiamata, di ricezione di quelle chiamate, con una documentazione finale, e cioè che per quanto riguarda l'orario indicato dalla loro apparecchiatura, cioè dall'apparecchiatura di registrazione magnetica di orario, automatica di orario 113, 112 e 118, questa apparecchiatura all'epoca scartava di minuti in più o minuti in meno, dato che non era sincronizzata con l'orario ufficiale, con il quale orario ufficiale invece è sincronizzata la TIM e la Telecom. Sì, va bene. Allora io però, prima di dare la parola agli avvocati in ordine all'acquisizione o meno di tutta questa documentazione, vorrei esaurire l'esame del test. Avvocato Petrelli, può fare l'ultima domanda? È una contestazione in relazione a una risposta che il signor Dramis ha dato a una domanda del Presidente. Lei nel verbale del 21 luglio ha detto, specificando: al momento che è caduta la ragazza io mi trovavo a circa 10 metri di distanza da lei, non ad una distanza di 50 metri o meno. Mi sembra che ci sia una differenza cospicua. Dunque, il punto esatto della distanza, adesso è difficile di quanti metri è, dovrei andare a vedere, comunque sicuramente meno di 50 metri, guardi. Ma lei in quel verbale ha detto con precisione: mi trovavo a circa 10 metri di distanza. All'epoca il suo ricordo doveva essere abbastanza preciso. Sì, veramente. Dunque, il punto, se vuole esattamente conoscere la mia posizione, in quel momento, dunque, io stavo attraversando, esattamente dove inizia il vialetto. Io stavo esattamente nel punto in cui il vialetto incomincia, perché stavo entrando nella facoltà di statistica. Quindi era all'angolo. Esatto, esattamente all'angolo. Quindi basta misurare la distanza tra quell'angolo e il luogo del ferimento. Sì, e diciamo che stavo attraversando la strada, avevo quasi finito di attraversare la strada e stavo andando all'angolo, più o meno dove incomincia la parte bianca, solo per terra, il marciapiede, lì. Credo che non siano più di 10 metri. Comunque noi produciamo questo verbale ai fini delle valutazioni. Consente, Presidente, una domanda della parte civile. Presidente, posso fare l'ultima domanda? Sì, certo. Prima della... Precedenza per assoluta a finire, lei. no, per finire. Certo. Mi scusi, lei prima ha detto che da quando ha visto la ragazza colpita in terra a quando ha chiamato il 113 è passato pochissimo tempo, giusto il tempo di avvicinarsi, diciamo, alla ragazza. Sì. Non c'è stato un attimo di smarrimento? Vi siete consultati, lei e la sua amica, se c'era un qualche cosa da farsi? Sì, diciamo che comunque, vista la distanza, il tempo di percorrere la distanza, ci si consulta, ma un attimo si è sentita male, che possiamo fare? Chiamiamo il 110, cioè insomma una cosa molto... Non avete pensato di poter fare voi un intervento di qualche genere? No, sulla ragazza? Io assolutamente non sono capace, penso anche la persona... Sì, gliel'ho chiesto, sei capace a fare una cosa di questa... alla mia collega glielo chiesi, dico, sei capace di fare respirazione bocca a bocca? No, falla tu, no, che abbiamo chiamato. Quindi avete parlato di respirazione bocca a bocca, Sì. avete preso in considerazione l'ipotesi di effettuare una respirazione bocca Sì, a ma bocca? è tutto in modo frenetico, insomma, molto rapido, e scusa subito, quindi... Grazie. La parte civile voleva Sì, una sola domanda. Signor Dramis, a che distanza io sono da lei? Un secondo soltanto, così poi... Una sola contestazione relativa alla distanza. Nella dichiarazione del 10 maggio 1997 lei addirittura indicava la distanza in 6-7 metri. Quale distanza? In quale Distanza momento? sarà la stessa che la distanza del signor Dramis dal luogo. È un altro verbale? È un altro verbale, Ah, è che un altro infatti verbale. volevamo fare l'acquisizione. D'accordo, allora acquisiamo questo verbale perché sul punto ha già dato certe dichiarazioni, già reso certe dichiarazioni. Grazie. Ma io credo, Presidente, comunque la Corte lo vede dalla lettura del verbale, che in effetti, ma quello che si legge dal verbale stesso, a prescindere dal fatto
lo so perché lo presento. La distanza di 6-7 metri è dell'auto del professor Marongi. Acquistiamo il verbale nella propria interezza, proprio perché la lettura della frase deve essere interpretata nel contesto. Infatti è quello che ho detto io. Avvocato di parte civile. Stavo chiedendo, Avvocato signor Flamini, minuti. Avvocato Flamini per la parte civile, a che distanza io sono da lei in questo momento? Scusi, non... Ah, no. Ma diciamo 10 metri. Grazie. È esatta questa distanza per lei? La Corte dovrebbe dare atto dell'esattezza o meno, io non mi permetto. E provvediamo subito. Grazie, per Presidente. favore, brigadiere. Dov'è il brigadiere? Sul mio tavolo c'è 1 metro, se me la prendo. Un momento, ma la misuriamo in linea d'aria? In linea d'aria però, naturalmente. Dalla linea dello sguardo? Linea d'aria. Intanto vediamo se la documentazione della persona Un po' di silenzio per favore, non c'è niente da ridere. Dato che è stata fatta una domanda, verifichiamo l'esattezza della risposta. Naturalmente il calcolo non sarà perfetto al centimetro, ma su per giù possiamo arrivarci. Possiamo chiamare il geometra Romanini? Dobbiamo solo dare atto della distanza reale rispetto a quella indicata dal testimone, Presidente. Ecco, allora provvedete voi, non sarà troppo lungo. Che perfezione di quadro. Allora si dà atto che la distanza fra il test e l'avvocato Flamini Minuti è di circa 7 metri. Silenzio per favore. La distanza è stata calcolata con 1 metro a disposizione di questa Corte. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, vuole dire qualche altra cosa? Sì, Presidente. Sì. Era la distanza alla quale si trovava lei dal punto dove era caduta la signorina Russo? Diciamo che è difficile fare le proporzioni. Certamente, però è una domanda che le si chiede se ricorda. Sì, forse un pochettino più lontano, ma più o meno non... Chi era più lontano? Più o meno un pochino più lontano. Le Scusi Presidente, c'è opposizione a questa domanda perché il test chi è che parla? di Fesa Udine lo deve dire. ha già detto che è facile ricostruire la distanza prendendo come punto di riferimento l'angolo di intersezione Sì, del ma dialetto. allora questo fatto qui il esclude problema- la domanda che potrebbe evitare Presidente, come la Corte ulteriori avrà- calcoli. Come la Corte avrà Sì, capito. certamente. Comunque ha risposto ridicendo che era Prego. a una distanza un po' maggiore. Sì, certo, adesso facendo le proporzioni 50 metri praticamente vado a finire fuori dall'aula, mi sa, quindi... E allora? E allora sicuramente una distanza sui 10 metri più o meno. Adesso Molte grazie. Possiamo mandare via il testimone? Sì, vada via. grazie. Per quanto riguarda il parere sulle documentazioni prodotte che il pubblico ministero intende produrre, Parere ugualmente favorevole anche sulla seconda tutte le altre richiesta di acquisizione da parte Sì, della no, per quanto riguarda la prima documentazione, quella è già stata acquisita. Sì. Parliamo del Anche secondo per la- gruppo di documenti. Anche per la seconda, Presidente, grazie. E gli altri difensori? Signor Presidente, la difesa Ferraro ovviamente non si associa alla richiesta di acquisizione, formulando la riserva circa un'eventuale integrazione, poiché è materialmente impossibile adesso verificare tutti questi Ma lavorati. tenete presente che tutte le parti che poi per legge non possono essere utilizzate non saranno Sì, utilizzate. certamente. Gli altri difensori si associano? Sì, allora la Corte, sull'accordo di tutte le parti, visto l'articolo 234 CPP, acquisisce l'intera documentazione prodotta oggi dal pubblico ministero. Si rinvia la causa a lunedì prossimo, giorno? 1 giugno. 1 giugno 98 ore 9, ordine di traduzione degli imputati. Udienza è tolta. 5 testi sono pochi. Presidente, Il chiedo pubblico scusa. ministero, forse 5 testi sono pochi, se può aumentare il come numero, oggi. va bene? Ecco, volevamo dire, Presidente, a tal fine, siccome è problematico per la Procura inviare 20 fax a tutti gli avvocati, che i nominativi dei testimoni in numero superiore a 5, come da lei richiesto oggi, sarà disponibile presso la segreteria del Pubblico Ministero, dottor Carlo La Speranza, giorno venerdì mattina. Bene. Grazie.